Una scuola innovativa e ispiratrice per l'edilizia scolastica italiana sarà costruita a Sora, nel Frusinate, su progettazione dell'architetto e senatore Renzo Piano. I particolari dell'innovativo progetto sperimentale ideato dall'architetto Renzo Piano sono stati illustrati nei giorni scorsi al Senato, alla presenza del Premier Paolo Gentiloni e del Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. Una grande soddisfazione per il primo cittadino di Sora, Roberto De Donatis, il quale sin dall'inizio ha accolto e favorito l'avvio del progetto. Ai nostri microfoni il sindaco ha illustrato come l'opera diventerà realtà nei prossimi 2 anni. È un progetto che pone l'attenzione su una modalità innovativa sia dal punto di vista fisico, proprio della costruzione materiale di questi spazi, che devono essere assolutamente antisismici e da un punto di vista energetico assolutamente sostenibili, e sia dal punto di vista innovativo sotto l'aspetto didattico e pedagogico. Quindi a questo progetto hanno lavorato persone importanti come il pedagogo Lorenzoni, come lo psichiatra Paolo Crepè, per realizzare quello che è un nuovo modello di scuola che potrà essere un punto di partenza per pensare a una ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico che sia in linea non solo con quelli che sono i criteri di efficienza energetica, i criteri antisismici, ma anche con quella che è la straordinaria tradizione nel campo dell'insegnamento che si è avuta qui in Italia, a partire dalla scuola di Don Lorenzo Milani, solo per scomodare uno dei protagonisti assoluti della didattica in campo non solo nazionale ma europeo. Il cantiere della scuola innovativa, che ha già richiamato l'attenzione mediatica nazionale ed internazionale, porterà la città di Sora ad essere la prima a sperimentare un nuovo modello di costruzioni, riqualificando un immobile abitativo e l'attuale area del mattatoio. Viene riqualificata quindi non solo l'area del mattatoio, ma anche lì a margine dello stesso lotto la palazzina residenziale che ospita 2 famiglie che vedranno per la prima volta in Italia il nuovo metodo, il nuovo approccio tecnologico e scientifico del gruppo di Casa Italia, che sempre sotto ispirazione dell'architetto Piano intende agire sull'edilizia residenziale e sull'edilizia in genere esistente attraverso la messa in opera del cosiddetto cantiere leggero, ossia con un'attenta diagnosi strutturale di quelli che sono le carenze strutturali ed energetiche dell'edificio, andare ad agire in maniera mirata, non costringendo gli abitanti residenti ad abbandonare la propria abitazione. Questa è proprio la filosofia del cantiere leggero, ossia agire e ridare una possibilità di ricostruzione e riqualificazione sismica ed energetica dell'edificio senza costringere gli abitanti residenti ad andare via. Il cantiere, che dovrebbe prendere avvio nei primi giorni del 2019, sarà infatti suddiviso in 2 step, in modo da poter attendere i tempi tecnici per la delocalizzazione delle attività del mattatoio in altro luogo. Quindi siamo fiduciosi che questa scuola possa vedere l'apertura dei battenti nell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, per cui settembre 2020 dovremmo inaugurare questa meravigliosa opportunità per la città. Per la realizzazione del progetto ci sarà un investimento di 6.800.000 euro. 5.800.000 euro saranno erogati da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed 1 milione di euro da parte del Dipartimento Casa Italia.